diretta, qui siamo al 96%, ma io comincio lo stesso, così se avremo l'ausilio delle diapositive, se no ve le racconto lì sulla carta. Cari ospiti, buonasera, benvenuti qua ai Proti. Io sono Renato De Paoli, ho fatto tante cose nella vita, nell'ultimo periodo della mia vita mi sono specializzato un po' nella pittura e mi sono specializzato poco perché qua c'è un maestro che mi fa sempre dei punti, il maestro Scottolati, che ringrazio di essere venuto, tutti gli amici che conosco, anche degli ospiti che vengono da lontano. Mi scuso che per adesso la macchina qua non va, prima andava, non importa, perché abbiamo dei sussidi tecnici di carta su quei pannelli che raccontano quello che vi racconterò oggi. Allora, l'oggetto del racconto di oggi è un po' tutte cose note per pochi vicentini, o per tutti i vicentini dovrebbero essere note, ovvero il santuario di Piazzetta Giacomona, San Giacomo. Oggi per me in passato era la strada già comune, dove vennero trovati nell'anno 59-60 delle laminette votive che rappresentano una storia importante che poi racconterò. Il secondo tema invece è il lago della Fontega, che adesso è diventato un ex lago della Fontega, e vi racconterò un po' il movente di queste mie ricerche. Io sono anche un cercatore d'acqua. Nel 2006 ho pubblicato una postfazione di una breve civiltà della storia fluviale veneta e nell'incipit avevo messo: se cerchi l'acqua, cerca l'acqua, troverai la verità. Cerca l'acqua, troverai la verità. Crea chi la cerca e non si stanca. E io da quell'anno ho cominciato a cercare l'acqua, un po' dappertutto. In particolare nel mio paese natio, quando l'acqua c'era dappertutto. Anzi, è diventato un tema di estrema attualità adesso l'acqua, dicono che non c'è più. E siamo invece nella... Se qualcuno va a dirgli che se abbassano la voce dirà grazie. Siamo proprio nel momento in cui stanno raccontando che non c'è più l'acqua. Invece io sono un cercatore d'acqua e so che siamo nel mondo, qui nella Val Padana cosiddetta, nel più grande bacino di acqua dolce che ci sia, non so se esiste in altri luoghi del mondo, ma abbiamo la fortuna da millenni di avere la risorsa primaria che è l'acqua, perché per andare per mare si può andare a camminare fin quando hai l'acqua dolce, poi devi mollare il mare e approdare per trovare l'acqua dolce, appunto, perché quella salata non si può bere se sei un navigante, un barcaiolo o devi attraversare gli oceani o i mari. Allora questo mio movente è dato anche poi perché ho cominciato a cercare questa cosa qua, anche in conseguenza del fatto che io, seguendo le ricerche archeologiche, oltre che le ricerche anche di architettura da cui provengo, ho trovato degli studiosi più bravi di me che hanno attestato che i santuari pre-latini, come questo di Vicenza, che è prima dei Romani, non venivano costruiti in centro delle città, ma nelle periferie. Questo lo dice la Capius, che è una docente veneziana padovana dell'università, archeologa, e a me ha lasciato basito perché, ma come, se a Vicenza che è in pieno centro, più centro di così, è una fermata che non...
me non torna. E così mi sono messo alla ricerca anche di questa cosa, ma è una ricerca dove io non dico niente di mio, ho solo tirato fuori e ho citato, vi citerò tutti gli autori che dicono già queste cose, quindi io non sono il più esperto, però mi reputo esperto adesso perché ho fatto una ricerca su una ventina di testi, cominciando da Paolo Mioi, Meschinelli, per quanto riguarda gli scavi archeologici in Fontega e tutta la zona di Fimò. E invece gli scavi archeologici che sono stati fatti qui a Vicenza sono stati più fortuiti e comunque hanno dato luogo a uno dei ritrovamenti che io reputo tra i più interessanti che ci siano delle decine e decine di luoghi che io ho visitato, musei, biblioteche, archivi di Stato, scavi archeologici. Io così interessanti come questo non l'ho mai visto. Poi vi narrerò anche il perché. Allora, la mia ricerca è divisa in tre parti. La prima parlerò un po' allora del santuario che si trova qua, e poi potrete andare a approfondire al museo archeologico, che quella è la mia prima fonte. Il secondo capitolo della ricerca di stasera tratterò la posizione di questo lago, i confini dove si trova, l'acquatorio territorio, l'ho intitolato così perché 20 anni fa, quando tenevamo un'osteria, un bar dove facevamo mostre d'arte, insieme col compianto Persano e altri bravi artisti, una volta appunto abbiamo fatto una mostra intitolata Acquatorio, proprio per attestare che l'acqua adesso non c'è più, ma non è scomparsa per volontà divina, ma è perché è ben nascosta e ad ogni giro di valzer l'acqua viene occultata e buttata anche a mare. Un dato che vi posso dare così per farvi capire di cosa stiamo parlando: ogni anno attraverso i consorzi di bonifica, so che qua mi tiro addosso tutte le ire dei consorzi di bonifica, buttano a mare 1 miliardo e 700 milioni di metri cubi di acqua dolce per dare il franco di coltivazione a tutti i campi che noi vediamo prosciugati. Vi anticipo una piccola parte di questa ricerca, dove appunto nel 1911 era stata interpellata uno studio tecnico di Milano, aveva fatto un progetto di intubazione delle acque che partono da Sant'Agostino, doveva passare sotto la fonte e uscire fuori là oltre Bugano ad Elba, e questa modifica, io non le chiamo più bonifiche, le chiamano modifiche, ma perché non mi piace più questo termine, doveva dare origine a 5.500 campi. Solo per far capire, poi questo progetto non venne realizzato in questa maniera, ma alla Fontega e a tutto il bacino di Fimò è stato piano piano prosciugato. Adesso abbiamo la foce del Fimò, che conoscete bene, ed è l'ultimo lacerto di laghetto che io spero che i vicentini e gli arcugnanesi e tutti quanti, invece che stringerla sempre di più, comincino a fermare l'acqua che va via, che ce n'era tanta e ce n'è tanta, e la trattengano e magari riallagare quello dove prima c'era l'acqua, adesso non c'è più. Allora questa mostra l'avevamo intitolata appunto Acquatorio, e tutti, non mi ricordo più se era personale o collettiva, abbiamo portato un tema sull'acqua. Uno si è sbizzarrito come è voluto, ma da allora io non ho più usato il termine territorio perché mi ricorda la terra, e io invece sono un mancato navigante. Avrei voluto fare l'accademia navale, e invece il papà ha detto: ma no, c'è la sorella che ha fatto il geometra, tuo fratello si è già diplomato, ci sono i libri, ti aiutano a fare il geometra, che poi ho fatto il geometra. Dopo
ho conosciuto il bravo preside Danello, che invece mi ha fatto fare il restauro architettonico e gli sono grato. Poi ho lavorato per 30 anni anche per il comune di Vicenza nei beni storici e artistici e sono diventato il responsabile della sicurezza di tutti i bei edifici che ci sono, e quindi io sono rimasto sempre legato alla storia di Vicenza da 30 anni che mi vede qua. Io sono qua dal 1990, nell'88, 87 e 89 invece ho fatto i corsi di restauro architettonico a Steccati e preside Danello, che mi onora stasera. Andando avanti, poi sempre nel primo capitolo parlerò di pochi rilievi che ci sono attorno a questo lago della Fontega. Parlerò un pochino delle acque, come vi ho già introdotto un attimo, dei vari fiumi, canali artificiali che si sono fatti, un po' di archeologia, perché il posto più importante che io ho trovato di fonti archeologiche è proprio la Fontega, che conoscevo poco fino a 6 mesi fa, un anno fa, perché chiamavo volgarmente tutto quel bacino, lo chiamavo il bacino di Fimont. Invece qualcuno mi ha fatto notare che c'è Fimont, ma c'è anche la Fontega. Sono andato a visitarlo da sotto, ho scoperto un ambiente naturale meraviglioso. Invito tutti voi, quando avete tempo e voglia di fare una passeggiata di un'oretta in piano, se state sotto, partendo dal Tormeno, girando intorno, passando davanti alla fornace, che anche quelle stanno tentando di recuperarla, passate davanti velocemente alla base americana, perché là è proibito fare fotografie, portare le carte geografiche. Io avevo la macchina fotografica, le carte geografiche, e anche proibito portare armi, e io avevo il cortellino per fare picnic e ho detto poi mi arresta. Invece sono passato veloce, ma finita quella strada poi c'è una piccola stradina che sale, si inerpica e sale sopra. Chi vuole andare sulla cresta, camminare e arrivare fino a via Giardini e scendere, in un'oretta, due, uno fa una bella passeggiata. Se invece vuole stare in piano, gira intorno, arriva a impianti sportivi che hanno fatto ad Arcugnano e poi rientra, insomma, in maniera facile, in bicicletta, a piedi, in macchina. Oppure se è un velista come me, mancato, va lì anche al lago di Como, si iscrive alla Lega Navale Italiana come sono iscritto io, può utilizzare le barche a vela oppure anche le canoe che ci sono, o stare lì solo a fare gossip. Andiamo avanti. Allora, dopo l'archeologia, cosa vi racconterò? Un po' delle strade che ci sono intorno, ve l'ho già accennate, e l'antropizzazione, che è quello che è successo negli ultimi. Da sempre in tutto il territorio, l'acquatorio che io studio dell'Alta Italia, in ogni epoca, dagli antichi romani, ma anche prima, anche gli antichi veneti probabilmente, hanno sempre tentato di spostare l'acqua per coltivare o per fare dell'altro. Meno di tutti i veneti antichi e meno di tutti i veneziani, che prediligevano la navigazione rispetto alla coltivazione. Si poteva modificare l'assetto fluviale, ma non bisognava mai compromettere la navigazione. Questo era il principio cardine della Repubblica Serenissima, che poi invece tradì questo principio, e dopo vi racconterò un aneddoto, o ve lo racconto subito così non me lo dimentico. Quello che nel 1200 circa la Repubblica Veneta proibiva di avere più di 30 campi a testa, perché questo avrebbe esanito, cioè avrebbe portato un distacco dalla voglia e dalla necessità di navigare, mentre Venezia, la Venezia, insomma, con tutte le sue isole che partono da qua fino a Costantinopoli, hanno fatto le crociate per arrivare anche a Gerusalemme, erano tutti scali franchi, veneti, e la navigazione è stata quella che ha fatto diventare grande Venezia. Da quando è diventata terrafermicola, la chiamo io, ha cominciato la decadenza, tant'è che questa legge venne infranta poiché
il doge, l'ultimo doge, Ludovico Manin, e sua moglie, lui morì prima venne minacciato da Napoleone che se non tornava sui 7.000 ettari che aveva di terreno, Napoleone li avrebbe confiscati tutti, allora lui è corso lì attorno a Pordenone subito e ha mollato la Repubblica